In Sardegna per il terzo giorno consecutivo è stato accertato un solo caso di coronavirus che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a 1318, numero che comprende le 557 persone guarite, 12 in più di ieri e le 119 decedute. La Sardegna si sta avvicinando all'azzeramento dei contagi. L'andamento della curva epidemiologica ormai impicchiata fa ben sperare per il riavvio di nuove attività produttive e per ulteriori aperture nell'ambito dei rapporti sociali. Ma nonostante i numeri positivi degli ultimi giorni, la parola d'ordine deve essere prudenza, con comportamenti disciplinati sotto il profilo del distanziamento sociale e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ove necessari. Non bisogna farsi prendere dall'euforia, dalla falsa convinzione che tutto sia finito e che quegli accorgimenti utilizzati in questi 2 mesi di lockdown possano finire in soffitta e si possa ritornare alla normale routine pre-Covid. Purtroppo per alcuni mesi non sarà così e servirà autocontrollo e grande senso civico, lo stesso che gli italiani e sardi hanno mostrato durante la quarantena. Occorre evitare che la fase 2 si trasformi in un liberi tutti che farebbe ripartire l'epidemia con danni questa volta irreparabili e a lunghissimo termine. La Regione si appresta ad affrontare la fase 2 dell'epidemia con l'attivazione delle 32 USCA, le unità speciali di continuità assistenziale create a livello nazionale, al fine di garantire interventi rapidi sul territorio per i casi sospetti o accertati di coronavirus. Composte da 7 operatori, 4 medici e 3 infermieri, saranno 4 per ASL e saranno attive 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20. L'obiettivo è quello di individuare e isolare immediatamente i nuovi casi di coronavirus per bloccare sul nascere un possibile focolaio o comunque circoscriverlo. I team, in stretta connessione con i medici di base, si occuperanno anche dei pazienti dimessi dalle strutture Covid. Si entra in una nuova fase della gestione dell'epidemia per evitare nuove sorprese e consentire alla vita delle famiglie e alle attività produttive di ripartire in sicurezza.